Se ami il Napoli, lascia un mi piace e commenta qui sotto sempre Forza Napoli. Lascio un cuore a tutti voi. E voglio! Ciao, benvenuti e bentornati sul canale Super Allan. Siamo qui oggi con un nuovo video. Oggi reaction. Si torna a casa col quadro maradoniano alle nostre spalle. Oggi di casa a rete, oggi stiamo facendo i lavori a casa, quindi un giumbi di sca. Con una reaction Monza-Napoli. Da campioni d'Italia, oggi è tutto più facile. Infatti, come vedete, siamo noi, i campioni dell'Italia siamo noi. È tutto più facile da campioni d'Italia. Siamo molto più sereni, molto più tranquilli. A quanto è quotato oggi il gol di Mirko F93? In arte Andrea Petà. A quanto è quotato? Le squadre stanno entrando in questo preciso momento in campo. Ci sono diversi cambi. Ho visto Berezinski, ho visto Elmas e Zerbin. Chissà, magari uno di loro segnerà. Se lo meriterebbe Zerbin. In realtà volevo vedere mio fratello Gianluca Gaetano in campo, ma va bene così, secondo me lo metterà più tardi. Andiamo dentro con questa reaction, è sempre solo forza. Mamma mia, se mi viene subito 12 secondi, chi è? Grande impatto da parte del Chi è? Zelischi, 12 secondi. Nasman, avete visto? Nasman si è fatta a 500. Bella, troppo lunga. Oh, mamma mia, anche sta, ma come spazio, manco come motorino, chi si può pigliare sta palla. Dentro anche Carlos Augusto. No. Carlos Augusto col destro. Mamma mia, se segnano un Monzo. Carlos Augusto, hanno fatto una nazione da PlayStation, ma pare manco Monzo, pare un Napoli con la maglietta rossa. Hai litigato con Sciale, sì, ieri. Magari all'inizio non si vedeva. Ma non è vero, ragazzi, ma perché? Vabbè, mi sta domandando da dove esce fuori, tipo. Caprari, sul secondo c'è Petagna, Caprari lo vede, Caprari punta, con l'esterno dentro, Carlos Augusto, incursione di Pessina, palla morbida sul secondo palo. Ma chiappate gol, ma chiappate. Costruzione, Chiappate con un Monzo. Non ci credo. Ma tu una spaccimazione. Petagna, ma che cazzo di una batteria in mano? Guardate con l'uno Monzo, non ci credo. Vabbè. E che ma fa? No, Zerbi! Ah, che spacci! Ma mire che è venuto campo! Mamma mia, che tira in merda, anche sa, mamma, con anche sa è proprio negato, proprio negato che tira, proprio negato. Caprari, maizzano poco tre quarti in merda, capra. Palla che scorre, Petagna. La Petagna, voglio Petagna. Proprio un tiro alla Petagna, non tiro in merda, ti voglio bene, Andrea, tengo ancora la maglietta tua, non l'ho mai lavata, infatti fate in merda. No! Non è vero, non è vero! Zelischi, Rachmani, combinazione tiro! Ma l'ho capigliato col tiro! Oh, ha fatto. Oh, primo tiro in porta hanno fatto, al 39esimo. Con Anghissà. Scia miseria, ha capigliato col tiro. Fine primo tempo, voglio. Fine primo tempo, 1-0 Monza. Il Monza lo vedo più determinato, più, non lo so, in partita. Napoli poca roba, un solo tiro in porta con Anghissà. Vediamo nel secondo tempo che succede. Elmas per la conclusione troppo morbida. Qua stiamo solo nella porta. Mamma mia, Anghissà, ma stiamo solo nella porta. Ma tira, schiattala sta porta. La mette ancora in mezzo, ma stai guardando la tedesca Anghissà. Sicuramente in profondità, scatto di Dani Mota. Ma che scassano quando... Guarda Dani Mota, ma Dani Mota, ma resciuto Dani Mota. Guarda chi il gol che ha fatto. Guarda chi il gol che ha fatto. Petagna, non ci credo, Petagna, lo sapevo. Lo sapevo, Petagna, lo sapevo, l'ho detto prima, vai giù. L'ho detto prima, Petagna, lo sapevo. A quanto è quotato con le Petagna? Lo sapevo, lo sapevo. Lo sapevo, Petagna, che gol che ha fatto. Differenza di passo evidente tra Dani Mota Carvaglio e Rachmani. Non so nemmeno io cosa dire. Non so nemmeno io cosa dire. Forza Petagna! Forza Petagna! Forza Petagna! Forza Petagna! Grande! Forza Petagna! Si è fermato sul suo posto, invece l'ha leggermente spostato, ha visto l'angolo. Guardate che gol che ha fatto! Ha fatto una finta che in... non lo so, quando tempo è stato a Napoli? In 2 anni che è stato a Napoli non ha mai fatto! Non ha mai fatto una finta così Petagna! È pasinato con sinistro in dall'angolino! Petagna! Mannaggia cazzo! Parte centralmente il Monza. Lo sapevo! Palla profonda, ancora Dani Mota Carvaglio. Dani Mota fino in fondo, Gollini l'ha preso. Mamma mia, si è facinato gol Dani Mota. Ma Dani Mota che si è fumato oggi Dani Mota? Ma Dani Mota, ma... Della parata di Gollini. Chi è Dani Mota? Partimma che... Passa il Napoli.
Napoli. Pensavo che tirava a volo, Zielinski. Per Kvaratskhelia è passato, Kvaratskhelia dentro. Ma che ha combinato Kvaratskhelia, mamma mia, guardi quanto è forte. Abbiamo visto Origine Leao, ma Origine Leao 10 volte Kvara, va giù per quello che ha fatto in questa azione, suo magna proprio. Anghissà, va veloce il Napoli adesso. Ti! Maro! Ma come il rigore? Va giù, questo è il rigore! Situazione da valutare. Va giù! No, assolutamente, secondo me Osimhen arriva davanti. Va giù, è il rigore questo! Va giù, questo è il rigore! È il rigore su Osimhen! Adesso vedremo la decisione dell'arbitro. Ma qual è la decisione dell'arbitro? Che sia il rigore, va giù! Va giù, se non viene dato, potete dire quello che volete, voi potete dire. Ci hanno rubato un rigore, un altro rigore, dopo quelli l'hanno dati contro il Milan, ci ruberebbero un altro rigore. Allora, questo è il rigore tutta la vita, penso che chi si sta guardando la partita. Quasi alla metà del secondo tempo. Ossan, che chi sia il rigore, l'arbitro dice di no? Fa il cambio, dice. C'è cover, non è rigore. Ladri, ha rubato un'altra volta, come contro il Milan è successo un'altra volta. Osimhen arriva prima sul pallone, calcio da dietro del difensore che non arriva sul pallone, non è rigore. Ha mandato una volta, altre regole del calcio. Davanti Osimhen. Come fai a non dare sto rigore? Come fai a non dare sto rigore? Come fai a non dare questo rigore? È una partita che a me può finire pure 5-0. Tanto, aspettate un attimo, fatemi sistemare un attimo. Aspettate. Non mi cambia niente a me, capito? A me non mi cambia niente. La voglio pure perdere. Però se sto rigore le harà. Raspadori. A destra Napolitano tutto mancino, vediamo cosa fa. Di lui Dani Mota, prova a salto. Oh, rigore! Contatto e anche in questo caso non c'è nulla. Lo voglio vedere. Spalletti ovviamente imbufalito. Politano ride. È un altro rigore! Ma giù il piede destro! Il piede destro! Su quello sinistro di Politano comanda passava, giù un altro rigore! L'arbitro ha fatto così, ti mettesse in mano un gol! È un altro rigore, non dato! Non ci credo! Izzo prima di Kvaratskhelia, va da lui Lobotka, eccolo Kvara, bello. Mamma mia che stop di Kvara, mamma mia. Efficace come sempre. Leao. Kvara fuori, 1-2 con Zielinski, Kvara Maro! Ragazzi, domenica ci farete 4-5 gol, mi dicono dalla chat. Poi, che avete concluso? Vediamo un attimo, tengo la maglietta stropicciata, aspetta un attimo. Aspetta, che avete concluso con 4-5? Che avete concluso? Aspetta un secondo. Quest'anno, mamma mia, quante ve ne siete inventate quest'anno? Mamma mia. Quest'anno proprio ne ho sentiti tutti i colori. Quest'anno dovevamo cadere a gennaio, a febbraio, a marzo, a aprile, ma tutto l'anno avete fatto. Perché avete visto che a gennaio siamo caduti, vabbè, febbraio, vabbè, marzo, vabbè, aprile, vabbè. E ci vedrete esultare così a fine anno. Finita qua. Va bene ragazzi, abbiamo perso 2-0. Petagna se la ride giustamente. Eccolo qua, l'uomo partita di Monza-Napoli. Eccolo qua. Va bene così Andrea Petagna, 2-0. Ci vediamo prossima partita contro l'Inter. Lì non voglio brutte figure, perché va giù. È una brutta figura comunque a perdere, nonostante sei campione d'Italia, ricordiamolo, campione d'Italia, non ci cambierà niente questa sconfitta, è proprio una brutta figura. Sempre e solo forza Napoli, va giù, sempre.